In questi giorni spopolano sul web lezioni di corsivo e tanta polemica. Allora, per mettere fine alle polemiche, ho deciso di fare lezioni di stampatello siciliano, la lingua che ti dà una mano. Oggi la parola che spieghiamo è 800A, che in italiano si dice suggere. Provate a 2 o 3 il video, ripetete con me. 800A. Potete migliorare. Rima di Petrarca. Le vene e il cor m'asciuga e sugge. Proviamo in stampatello siciliano. I vini e o cuore m'asciuga e 800A. Ripetete con me. 800A. Anche Dante. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. L'ora del tempo e la dolce stagione, ma non sì che paura non mi desse la vista che m'apparve d'un leone. E lì Dante esclamò: 800A, me ne torno a casa. Ripetete con me. Potete migliorare. Anche nella vita di tutti i giorni. Sei rimasto senza benzina e devi tirarla fuori dal serbatoio di un'altra macchina? Non te preoccupare, basta 800A. Sei stato a Cuba ma non sai accendere un sigaro cubano? 800A mentre lo tieni in mano. Il stampatello è in corsivo, non per essere allusivo. Se la lingua non coltivi e non ti piacciono i corsivi, da Palermo a Milano puoi parlare stampatello siciliano. Se la vedi un poco brutta, senza ambiguità, puoi urlare 800A. Ora, se è difficilmente comprensibile cosa vuol dire in italiano 800A, lo spiegherò come lo ha spiegato un mio amico a dei suoi amici del nord Italia che, venendo giù, si sono resi conto che 800A era scritto su tutti i muri della città di Palermo e gli chiesero: ma perché ovunque c'è scritto 800A? E lui, da buon siciliano che non si arrende mai: è un codice, è un modo per accoglierti. Se tu leggi 800A nel muro di una casa, basta che suoni e loro ti daranno un uovo, un pruno. E l'amico: vero, forte. E lui: sì, capoampa. Ripetete con me: capoampa. Stampatello siciliano, capoampa. Lo sapete che ci andate bene? Basta con le polemiche sul corsivo. Adesso abbiamo lo stampatello siciliano. E se non ti piace, 800A. Ci vediamo alla prossima lezione di stampatello siciliano, la lingua che ti dà una mano. E la mia casa è Piazza Grande.